Probabilmente se quei ragazzi non avessero deciso di pulire le scale del campanile, quelle bombe sarebbero rimaste lì, nascoste dalla polvere e dalle pietre, ma la buona lena di due giovani volontari di Pernumi ha portato alla luce qualcosa di impensabile, tanto che si parla già di mistero. Sono bombe recenti, probabilmente degli anni 50, e una in particolare è ancora in produzione. Quindi, come ha spiegato il sindaco, si tratta di bombe recenti, perfettamente integre, di fabbricazione nazionale. Una di queste è un modello tuttora in dotazione all'esercito italiano. Il mistero si infittisce, come e quando sono arrivate e soprattutto chi le ha nascoste nel campanile. È un posto sicuramente di facile occultamento. Tenete presente che se non c'erano i ragazzi che hanno fatto comunque la sistemazione della scala e i lavori di pulizia, quegli ordigni restavano là. Quindi noi pensiamo che tutto quel materiale ritrovato fosse in realtà un deposito che poteva essere utile a qualsiasi persona nel momento in cui potesse servire. L'ipotesi di un partigiano che le ha nascoste dopo la fine della seconda guerra mondiale sembra essersi dissolta come una bolla di sapone. Le bombe erano avvolte da un sacco di carta di una ditta di cemento chiusa nel 1951. L'ultima manutenzione del campanile risale invece alla fine degli anni 50. Il dubbio dunque che l'accesso alla torre campanaria per nasconderle possa essere avvenuto dopo. La domanda sì, effettivamente sporge spontanea, vuol dire che qualcuno le ha prese, sottratte da un magazzino militare e depositate per proprio uso e consumo su una cella campanaria. Quindi probabilmente, questa è una domanda che mi faccio io, poteva essere un posto da occultare e essere utilizzato a uso e consumo. Quindi questa è la mia preoccupazione, che qualcuno avesse utilizzato la cella campanaria per depositare delle armi e delle munizioni che potevano servire per fare degli atti vandalici o comunque atti di crimine. L'indagine dei carabinieri, intanto le 5 bombe a mano sono state fatte brillare in sicurezza in un campo agricolo isolato dagli artificieri e tutta l'area della chiesa è stata sottoposta a bonifica. L'area è stata bonificata, non solo l'area del campanile ma l'attigua chiesa e tutto il sagrato.